Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva riguardo al nostro mercato dei trasferimenti. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Le Parisienne, Berard a CN24, Kolo Muani al Napoli. Giocherà con Kvara al PSG. Ora tocca a De Laurentiis, offerta da 100 milioni e super stipendio. Ultime notizie di calcio. Christophe Berard, giornalista di Le Parisienne, ha parlato durante la trasmissione speciale sul mercato di calcio Napoli 24 TV, facendo il punto sulla situazione di Osimhen e Kvaratskhelia. In questo momento, il mercato francese è bloccato. Osimhen è in cima alla lista del PSG, ma preferiamo Kvaratskhelia, che ha già raggiunto un accordo e desidera giocare sotto la Torre Eiffel. Ora tocca a De Laurentiis decidere cosa fare. Il Lione è interessato a Lindstrom, ma bisogna dire che il mercato francese è paralizzato a causa dei diritti televisivi. Nessuno sa oggi come saranno le televisioni. Il presidente della Ligue 1 vuole 1 miliardo, forse si accontenterà di 500 milioni. Il PSG è molto interessato a Kvaratskhelia e potrebbe presentare un'offerta di 100 milioni. Il georgiano guadagnerebbe 1 milione al mese a Parigi e ha già detto di sì. Questo rende la situazione molto delicata per il Napoli, che dovrà prendere una decisione cruciale. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa possibile operazione di mercato? Kvaratskhelia dovrebbe restare o accettare l'offerta del PSG? E quanto è importante per voi vedere il club investire in giocatori di qualità per mantenere alto il livello della squadra? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!